La tranquillità di questo quartiere residenziale, a meno di 2 chilometri dal centro di Casale sul Sile, nel tardo pomeriggio di ieri è stata improvvisamente spezzata da una tragedia sulla quale si cerca ora di far luce. Secondo le indagini, come spiega in un comunicato la Procura, al momento non vi sarebbero elementi che possano contraddire l'ipotesi iniziale dell'omicidio-suicidio che, come si legge, potrebbe essere stato causato da uno stato depressivo di Franco Gellusic. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, 73 anni, avrebbe prima ucciso la moglie, Flora Mattucci, 72 anni, con un coltello trovato dagli uomini della scientifica accanto al corpo in camera da letto. Poi si sarebbe spostato in garage, dove si sarebbe tolto la vita impiccandosi. È qui che è stato ritrovato un biglietto sul quale si stanno adesso concentrando le indagini. Poche righe scritte in modo incerto che si sta cercando di decifrare. Quelle parole infatti potrebbero racchiudere il perché della tragedia. A scoprire i corpi una delle figlie della coppia, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con loro. Ieri, intorno alle 17:30, la donna è arrivata qui in vicolo Tognolo, dove ha trovato i genitori senza vita. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. L'esame dovrà stabilire, tra le altre cose, da quanti giorni i coniugi fossero morti. Da una prima ispezione cadaverica sembra infatti che la tragedia risalga a 2 o 3 giorni fa. Un dramma che ha sconvolto questo piccolo quartiere. Chi ieri sera è passato in vicolo Tognolo si è trovato di fronte alle auto dei carabinieri, la zona delimitata. Una volta capito quanto accaduto, la curiosità iniziale ha lasciato spazio allo shock. Lo conoscevo bene di vista, però che mi avesse dato confidenza, non so, ciao, ciao, vedevo il garage aperto che sistemava il garage, poi vedevo che scendeva con la signora con la macchina, ma cioè, rimango veramente allibito. Cosa ha pensato quando ha saputo? Sta male perché questo qua, sta via qua, sta zona qua è una via molto, molto tranquilla, non è mai successo niente di un sentore, non so, urlare, litigare, cioè, rimango veramente allibito. Buongiorno, buonasera, ma non è che... Che cosa ha pensato adesso quando ha saputo di questa tragedia? Esatto. Tra tutte queste tragedie ormai veramente un disperai qua.